Bella raga, ciao a tutti, raccomando Veneziano, siamo su Formula Legends e raga, proviamo sto gioco, abbiamo visto una mod, perché sapete che senza mod non so stare, quindi mi sono piazzato la mod almeno dei loghi e i nomi dei piloti reali. Chiaramente non, ecco, purtroppo la mod, però ecco, per esempio nelle tre lettere della classifica ci sono ancora i nomi falsi, tipo al posto di Senna, Renna, quindi non vedi Sen, ma Ren, vabbè, quello a parte quello, però insomma almeno c'è già qualche mod che cominciamo già a ragionare, perché io senza le mod non riesco a giocare, cioè riesco a giocare con Byron Senna e Alain Proust, cioè una cattiveria, ma anche no. Apriamo una gara, facciamo una gara e vediamo sto gioco insieme, leggo con le 3, no, molto lunga, direi no, facciamo media così, normale. Controllo, trazione sì, manuale, livello preciso, sulla gomma, danni pesante, perché sono pesante, collisione, sì. Ok, andiamo in... Guarda, c'erano bei tracciati, vedi, con i nomi Spa, Monte Carlo, Silverstone, Nürburgring, Monza, Budapest, Montreal, Las Vegas, Mexico City, Interlagos, Abu Dhabi, Suzuka, Marina Bay, devo scaricarne tanto. Casuale, vai, classico. Vediamo un attimo le macchine. Allora, fine anni 60. Chris Hammond, Jackie X da scaricare, ovviamente. Bruce McLaren, qua abbiamo... Questi non li conosco, la Matra, Jackie Stewart. Capite, abbiamo tutti i piloti, tutti. Diciamo che la griglia è solo di 14 elementi, speravo almeno 18, però va bene. Fine 60, primi 70 abbiamo le ragazzoni, Jackie X, la Ferrari, Bruce McLaren, Fittipaldi, Rand, Pescarolo, Eventuas, Tommen, Brahman, la March, anche le texture delle macchine non sono ancora reali, ma arriverà tutto secondo me. Metà anni 70 c'è tutto, raga, c'è tutto. Tom Price, Pareto, Ronnie Peterson, fine anni 70, Gilles Villeneuve, Scheckter, Watson. Abbiamo tutto, raga, abbiamo tutto. Primi anni 80, Pironi, Villeneuve, tutti e due hanno fatto una brutta fine, purtroppo De Cesaris, Watson, Alan Jones, Reutemann, Nelson Piquet alla Brahman, guarda che bella, Arno Prost, Lafitte, Patrese alla Harrows. Metà anni 80, Alboreto, Johansson, Lauda, Prost, Mansell, Rosberg, De Angelis, Ayrton Senna. E qua sulla stata rapida e Senna nel successivo, come si dice, ha delle abilità migliori, i per, come dicono i brevi. Poi la Brahma con Piquet, la Fiat De Cesaris, ok. Fino agli anni 80, Alboreto, Berger, Prost, Senna, qua Senna, mago delle gomme, sterzata rapida, Mansell, Brundle, Nannini, Butzen, purtroppo tanti, devo scaricare tutti praticamente, Ivan Capelli, Guglielmi, primi anni 90, Alesi Prost, alla Ferrari, Berger, Senna, Patrese, Mansell, la Benetton bellissima, Piquet, Moreno, Modena, Nakajima, Hakkinen, Beli, Martini, Morbidelli. Metà anni 90, Alesi, Berger, Brundle, Hakkinen, Senna, Demonino, la Williams, fa un po' piangere, Verstappen, Michael Schumacher, mago della pioggia intoccabile, Eddie Irvine, Barrichello in Jordan, Panis Bernard, Frentzen, fermo Frentzen, Eddie Irvine, Schumi, in fine 90, Coulthard, Hakkinen, Frentzen, Villeneuve, Fisichella, Wurz, alla Benetton, Sauber, Alesia, pensa queste con le texture delle macchine, ciao, Salo, Diniz, Barrichello, Verstappen, siamo su PC. Primi 2000, Barrichello, Schumi, Kimi, Coulthard, McLaren, Williams, Ralph, Montoya, Trulli, Button, Heidfeld, Massa alla Sauber, Jordan, Fisichella, Satara, che bella, anche così bellissima la Jordan e la Jaguar di Eddie Irvine, o non Irvine, e Pedro della Rosa. Metà anni 2000, Pippo Schumi, Montoya, Raikkonen, abbiamo la Williams di Webber e Rosberg, Fisichella, Alonso in Renault, Barrichello, Button, Heidfeld, Kubica, BMW, Toyota di Schumacher e Ralph, Pippo Raikkonen, fine 2000, Kovalainen, Gigi Hamilton, eccolo qua, Nakajima, Rosberg, la Bronzi, più non ci credo, Barrichello, Button, ciao, Mark Webber, Vettel, alla Red Bull, Renault, Picchi Alonso se la Renault anche con la FIA, cazzo,
Trulli Glock, godo. Kimi Raikkonen, Vettel, alla Ferrari, McLaren, Van Dorn, Alonso, Massa Stroll, Mercedes Bottas, Hamilton, comincia l'era Mercedes, Ricciardo Verstappen, Ocon Perez e Sainz Hülkenberg alla Renault. Primi anni 2020, Leclerc Sainz Ferrari, Ricciardo Norris McLaren, Russell Latifi Williams, Perez Verstappen Red Bull, Bottas Gigi Hamilton Mercedes, Ocon Alonso Alpine, Stroll Vettel in Aston Martin. E metà anni 2020, che sono gli ultimi anche, sì, Sainz Leclerc, Piastri Lando, Perez Max, Russell Lewis, Alonso Stroll, Gasly Ocon e Albon Colapinto. Ecco ragazzi, questa è il roster. Noi andiamo, voglio provare fine 80 con Nigel Mansell. Non è facile il gioco, non è facile. Vai, abbiamo anche i filtri dell'epoca. Aspetta, non capisco niente. Aspetta, no, troppo alto. Ragazzi, scusate, ho riavviato perché con Windows 11 qualche impostazione ce l'ho sbagliata. Vai che andiamo. Voglio fare una qualifica decente. Perché se non è facile in qualifica non riesco mai a fare ugaz. Detta proprio in un inglese di Italia lingua, scusate ragazzi, sono un po' andato. No. Bello, dal primo giro andato. Cioè non ti puoi permettere di sbagliare una curva qua, Sembra facile, ma non è semplice. Mamma mia. Stiamo a fare una qualificazione decente qua. Non sembra malissimo, però bisogna capire. 42. No. Infatti 13esimo. Yuhu! Solo perché ora non ha fatto il tempo. E godo. Devo frenare il meno possibile. Forse è il mio giro di merda, Ma non puoi proprio non frenare mai, però. Cioè, io capisco che qua sono tutti fenomeni, ma che cazzo, non vedi questo. Cioè, non frenare mai è impossibile. Vediamo questo. 41. Sono stra indietro, fioi. Rosicchio qualcosa, ma ancora nulla rispetto a quello che fanno. Ultima possibilità, ma in qualifica sono una pippa atrocissima. Tra le più atroci in natura. Non devi mai frenare. Ho fatto il miglior settore. Ciao quel cordolo. Vabbè, impossibile. Niente, in qualifica sono una pippa. Siamo a livello normale, a livello difficile non me lo dico neanche. Malissimo. Chiudiamo 13esimi solo perché uno non lo so che cazzo combina. Berger, Bozen, Piquet, Senna, Prost, poi via tutti gli altri. Vai. Tempo variabile. Vai. Ottimo, neanche perfetto, molto good. E andiamo, tentiamo l'impresa, mamma mia. Dobbiamo stare. Uno va per campi. E chi becca me? Io ho già 87 punti. Dio santo, ma guarda, sono già al 74% di danni. Ma andate a fare. Chi doveva beccare me, doveva beccare, no? Senti anche lì i track limits. Ma porca.
Questa è la curva pericolosa. Eccola, mamma mia. Macchina distrutta dai box, devo assolutamente ripararla anche. Dio. E siamo 11esimi, macchina distrutta e siamo 11esimi. Credo. È dura, ragazzi, è dura anche a difficoltà normale. Il gioco è duro. Per la curva dove guadagni di più invece. Attenzione che ti vengono addosso, qua se ne ciavano. Dai, ritmo, come ritmo. Cordoli sono bastardi, però bisogna stare molto attenti. Carburante ne abbiamo. Mi supera sto, sì, ma che sbroccia, va. Io 44, 45, io tempi sul... qua no, per fortuna non ho il track limits. No track. Vieni a pompare, come. Devi pompare. Lunga. Vada, sto goldonauta. Situazione difficile. Comunque volevo fare la modalità storia, Voglio sbloccare tutte le macchine più che altro. 47%, siamo in difficoltà, bisogna fare una sosta anche lunga e siamo messi male in classifica. Che bello essere consapevoli di non arrivare neanche a podio qui a Interlagos. No! Mamma mia, la macchina distrutta. Macchina è andata. Quei danni pesanti così ma è figo, almeno i danni. Purtroppo non ci sono i ritiri. Sarebbe bello almeno avere una griglia da 18, secondo me. Un po' reale. 58 gomme, 67 carburante, 34. La macchina. Dai, però. Comunque i filtri dell'epoca mi sembra NBA. Non scoppia a prendere, è proprio la macchina. Non sto guidando malissimo, però i danni. Godo. Purtroppo i nomi dei piloti sono la sigla, diciamo, rimane sbagliata. Speriamo in una patch, una mod correttiva, perché fa cagare. A me i nomi così non piacciono, però il gioco merita secondo me. Tutti i box. Boom. E vediamo se senza traffico riesco magari a inventarmi qualcosa. Comunque il secondo settore è il settore comandiano, Senna primo. E Byron Ren. La macchina non sta molto in pista tra le gomme e la situa. Dove la rischio, sto fuori un po' di più e fa un culo. L'ho presa bene. Ecco, questo l'ho preso bene. Ottimo terzo settore. iBox Gerardo. Vediamo secondi. Anche la macchina tiene, cerco di stare in pista. Neanche il carburante forse non tiene. Devo andare ai box adesso però, Box. Guarda che fighe le macchinette così, che ecco quelle texture giuste, però ciao. Te le godi a cannone. Allora, X. No, ho sbagliato, sono un coglionazzo.
Mettiamo tutto e vai. Forse potevo mettere neanche meno, vabbè. Con la macchina pesante adesso. Noni. Non è fatalità. Non è stata una grande mossa, forse. Mettere così tanto carburante non ci arriva meno, vabbè. Devo cercare di fare l'impresa e guadagnare qualcosa. No, non siamo però. Prost in prima posizione. Questo gioco a me piace, mi diverte proprio. Tutti hanno fatto la sosta, ahimè. Quindi solo in pista posso recuperare. Maledura, difficoltà normale faccio molta fatica. Ovviamente non la Williams non è la migliore dell'otto, però stiamo un po' recuperando. Ho sbagliato a prenderla così, non è mai vantaggioso. Comunque anche l'IA sbaglia, certo, soprattutto all'inizio quando c'era bagarre, però può succedere. Non una grande gara, però per noi no, difesa. Che tristezza, è la mia terza gara per carità, però buono. Anche un giro e mezzo. Ah, 0,44. Devo scendere sul 43-42 però. Questa è la chiave. Un buon giro secondo me. 41, 42, 43 finalmente. E che cazzo. Finalmente, dai. Stiamo prendendo un po' la mano. Un po' vedere la modalità storia, cerchiamo di capire un attimo. No? Mamma mia. Però fioi. L'è dura. Finiamo ottavi, niente di eccezionale. Va bene così. Boom boom. Però sono anche magari le squalifiche, nel senso i track limits, vediamo. Vediamo se miglioriamo un po'. Speriamo. Prost, Senna, Butzen. Chiudiamo quinti alla fine, senza penalità, silenzio. Incredibile, tanti hanno preso penalità, Questo è positivo. Questo è molto positivo. Ok. Andiamo a vedere modalità storia. Si comincia a 4 gare fine anni 60. Guarda che bello. Proviamo. Ah, per forza così. Normale. Ok, danni normali, per favore, perché? Vabbè, per favore, cosa ho fatto? Ma no. Sono una vippa, atroce, aspetta un attimo. No, torna al menu principale. Scusate, storia. Anni 60. Andiamo una gara magari. Ah, per forza devo... Ma che due coglioni, vai. Niente. Porca miseria, che roba. Lo stile anni 60, sì, ma qua non sono cazzo. Però. Sì. No, sono impossibili da tenere queste. Prevedo cose un po' così. Ma che bello. Però non ce la faccio guidare
È una spa un po' da altri tempi. Peccato che non puoi tu selezionare però i giri e le cose. Mamma mia. Guarda qua senza cordoli così proprio. Sarà dura Beppe. Primo giro completato, saremo straultimi. E invece no. C'è qualcuno più pippa di noi. Sì, no, beh. No, 0,40. Siamo bravi, siamo forti. Siamo leggermente ultimi. Comunque i problemi di controllo che ho letto, cioè la macchina si guida bene, certo che per guidare veloci non devi sapere bene il tracciato e non far cappelle. Cioè. Quindi è un arcade, però un arcade diciamo competitivo, ecco. Bel giro, un giro perfetto che lo porta dritto ultimo. 12esimo, Chris Hamilton. Jackie Stewart, Bruce McLaren, Graham Hill e 12. Perché non ho fatto un tempo. Mamma mia, siamo stra indietro. Va, proviamo. La prima gara della modalità storia. Spa, sereno. Possiamo andare? Che belle. No, ho sbagliato. Sono una pippa. Sono la classica pippa atroce. Calma, calma. Ecco, bello. E queste macchine veramente dure, ve lo dico. Non da ripieno qua, scusate. Sono 11 giri comunque, si può guidare benissimo, quella stronzata che col controller è inguidabile proprio non la vedo, sinceramente. E cerchiamo di non perdere neanche penalità. No, che secondo me una C più ne piglia di penalità a livello normale. Qua mi superano tutti, anche i rettilinei. Avevamo una Ferrari, all'epoca la Ferrari era forte, però no, questa curva non si può prendere. Siamo ultimi, che bello. Se non impara a fare quella curva, però disastro, che è Jackie Stewart prima. Altre curve bene o male recupero. Mamma mia, che disastro. Guarda che bello però. Qua sto perdendo, cioè, mamma mia che disastro. Veramente, veramente dura, Sì, arriviamo ultimi secchi secondo me. E devo fare una prova però. Freno troppo secondo me. Ahia. Questo track limits bellissimo. E due in un giro praticamente. Bello. No, qua non li pigliamo più. Mamma mia, se è difficile però.
Pensavo che gli anni 60... Non mi sembra di guidare malissimo. Invece continuo a perdere. Che bello, che bello. Non troppo, sì, non c'è storia. Sto prendendo le mine. Non si può ricominciare. Allora via, scusate un attimo. Riproviamo. Ecco, solita cagata. Per capire un attimo se riesco a fare qualcosa di meglio. Una curiosità comandiera. Bravo. Capire anche gli altri dove frenano. Qua devono frenare, cazzo. Cazzo, la Ferrari è forte in sti anni. No. No good, no good. Guarda sto Goldonauta, ma dai, ma... E due maroni. Andiamo la scia a sto rincoglionito. Ma che riesco più a recuperare da... E vai di track. Dai, bisogna cominciare a macinare. Questa curva non riesco a prenderla. Dai, che non siamo lontani. Non siamo lontanissimi dalle zone che contano. Non solo un track limit, e questo per il momento va anche bene. Presa malissimo. Secondo track limit, perfetto. Situazione difficile, Beppe. Ho inchiodo, fioi. Male. Ancora a posto con benza e gomme. Non riesco a fare a livello normale, non riesco a beccare i primi. Penso che magari loro hanno l'effetto scia, io no, però che cazzo. Ho dei punti dove guadagno bene, dei punti dove perdo malissimo. Ecco. No? Mo so cazzo. Mo so cazzo. Al prossimo è penalità. L'ho presa bene. Bisogna prendere la mano, cioè non è che c'è tante altre robe da fare. La scia che comincio a prenderla. Se la scia sto gioco è veramente fondamentale.
Perché ho la spada di Damocle già che al prossimo track limit è un secondo e poi ogni track limit è un secondo di penalità. Perché qua si è presa lui però qua l'ho visto, penalità per... e allora va nei box. Vediamo come va la macchina, se riesco magari. A mignottone, Oggi ho fatto un bel giro, infatti. Rispetto a quelli di prima. Siamo terzi, ma chiaramente dobbiamo ancora andare ai box. Per Sereno non è prevista di oggi, per la gara odierna. Molto attento ai track limits. Tutti i box. Quindi proviamo a rimanere in pista, cazzo. Ma dei box al prossimo giro. Sì, ho capito. 50 non serve. Secondo me è carburante, ne metto proprio un filino per sicurezza. Neanche metto a posto la macchina, me ne sbatto. Adesso devo andare, sento che la macchina è in condizioni pietose. Più guido e più prendo la mano. Poco a fare. Ma c'è che troppi pochi giri di qualifica. Box. No, sbaglio. Ma sono deficiente ora. Vai. Non so, ho detto qualcosa. Ultimo. Addirittura ultimo. Niente. One disaster. Non è stata una bella mossa. Almeno vediamo sta modalità storia, sta prima. Ma penso che qua dobbiamo risbloccare tutto. O metto. Cioè facile non metto, perché è proprio deprimente, facile. Qua conta tanto secondo me anche le penalità, quindi meno track limit fai meglio è secondo me. Vediamo se è così. Si sono tutti i box, mamma mia che schifo. Tanto Bruce McLaren in testa. Qua sbaglio? No, disastro. Non so se l'errore ai box magari è costata la... Ma qua... Che eccesso di gara. Addirittura ultimo. Mi sembra proprio di andare così male, però... Alla fine è la classifica che comanda. Ultimissimi, a 20 secondi dal primo. Che bello. Un Kuma veramente inguardabile. Mi prendere un po' la mano, ma proprio poco. No, eccola là. L'ultimo... Per cosa poi? Per non guadagnare un cazzo. Vaffanculo. Disastro assoluto. E finiamo sta gara orrenda. Non pensavo così male però. Non pensavo veramente così male dopo la sosta. Io sarò, non so, 10º.
ultimo a 3 secondi. Dobbiamo migliorare tanto se vogliamo scalare le classifiche. Adesso ho guadagnato. Male. Ultimo, vedi? Sì. Vediamo se qualcuno ha preso penalità, ma non credo. E invece siamo ottavi con le penalità, ragazzi. Le penalità contano. Devi... anche il guidare bene conta. Godo, che cazzo. Quindi ci prendiamo 4 punti. Bella sta cosa, dai, così da un po' di pazzia. Va bene, dai, siamo là con Chris Evans. Ci sta. Prossima gara. Ho sbloccato. Perfetto. Godo. Raga, un saluto al Comendone. Io questo gioco lo consiglio. È diverso da tutto il panorama F1, simulatori, robe così. Ma ci sta Monte Carlo, nuvoloso e si gode. Ciao!